Ecco come si presenta la via Alessio Di Giovanni a Fontanelle, senza un filo d'erba accanto ai marciapiedi, a dimostrazione che quando si esegue il lavoro fino in fondo i risultati non possono che essere lodevoli. Dovrebbe essere sempre così, con gli operai pronti ad effettuare al meglio gli interventi. L'apprezzamento per quanto fatto dagli operai del comune arriva dai residenti della zona che avevano segnalato alla nostra redazione il problema dell'erba non eliminata adeguatamente e ricresciuta in pochissimo tempo. Dopo il nostro servizio che documentava una situazione davvero incredibile, a distanza di poche settimane dal decespugliamento, sul posto è arrivata una squadra di addetti che ha provveduto a ripristinare i luoghi, rendendo decoroso l'ambiente. La bonifica è ora sotto gli occhi di tutti perché questa volta la pulizia è stata eseguita con criterio, tra l'altro nel punto dove il sabato si svolge il mercato del contadino. Come dire che anche l'occhio vuole la sua parte.